Non abbiamo la capacità di organizzare un evento del genere, abbiamo paura. Cioè, allora, quando il governo Monti ha detto no alle Olimpiadi tutti quanti, bravi, bravi, finalmente qualcuno che sa dire di no, quando lo diciamo noi sono dei deficienti. Allora, capisco che poi uno voglia dare una lettura politica, il tema è che oggi le Olimpiadi, diciamolo, invernali ed estive sono due mondi a parte, come costi, come copertura, cioè un'Olimpiade estiva è più del doppio, anzi quasi il triplo di un'Olimpiade invernale, dati alla mano. È stato un bellissimo studio dell'Università di Oxford che poi è stato portato avanti proprio per far capire la scelta del no alle Olimpiadi, perché i costi sono ingestibili. Londra, che non mi sembra che siano proprio scarsi con la finanza, hanno speso il doppio di quanto avevano preventivato, sono arrivati circa intorno ai 10 miliardi di euro. Oggi Roma, che ha, sappiamo, un bilancio in rosso cronico per miliardi di euro, non può sopportare un evento vetrina. Prima di tutto facciamo funzionare quello che c'è, sarebbe già un passo in avanti grandissimo. Servizi pubblici, la città, risistemare tutto, e lo stanno facendo con grandissimo lavoro ed edizione, e non si fa in 2 anni, perché 20 anni di disastri, se si mettessero a posto in 2 anni avremmo cappelli, robe magiche.